Nuovo governo o voto? Oggi al via le consultazioni del Presidente della Repubblica dopo le dimissioni di Conte dal Veneto. Zaia avverte con un inciucio PD Movimento 5 Stelle il Nord sarà all'opposizione. Dipendente di una ditta di catering rapinato dell'incasso dopo il giro in 3 ristoranti a Cavallino Tre Porti, i banditi lo aggrediscono con lo spray al peperoncino e fanno sparire 60.000 euro. Da Treviso la straziante storia di una giovane mamma che ha scelto di non curare il tumore che l'aveva colpita pur di dare alla luce la sua piccola. Provo rabbia e delusione perché tanto odio, le parole del 53enne operaio senegalese in Italia da 30 anni, insultato con epiteti razzisti e minacciato da un residente di Ponte di Piave solo per aver chiesto un'informazione. Più controlli delle forze dell'ordine ma anche gruppi di runner per evitare di correre in solitaria. Dopo le aggressioni a 2 donne nei parchi di Treviso anche gli appassionati di corsa si organizzano. L'appello di una giovane veneziana affinché sia istituito uno sportello di sostegno psicologico per chi segue la terapia del dolore. Sembra incredibile, dice, ma non c'è. Dimenticati gli anni dell'accoglienza dei profughi, il sindaco di Bagnoli di Sopra spiega com'è cambiata la vita nel suo comune dopo l'annuncio della realizzazione di una serie TV nell'ex Hub. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati alla prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque la politica in primo piano, un nuovo governo oppure il voto? Oggi al via alle 16 le consultazioni del Presidente della Repubblica per capire quale sarà il percorso futuro del governo, dell'esecutivo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, dopo la giornata per certi versi drammatica di ieri in Senato con lo scontro Conte-Salvini. Intanto sulle eventuali ipotesi, che è una delle ipotesi al vaglio, cioè quella di un governo di legislatura con PD e 5 Stelle, arriva l'avvertimento da Palazzo Balbi, il governatore veneto Luca Zaia, che dice che con un inciucio del genere il Nord intero sarà all'opposizione. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il governo a curare il disbrigo degli affari correnti. La fine del governo giallo-verde in poche parole, il tecnicismo di rito pronunciato ieri sera da Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale. Disbrigo degli affari correnti, ovvero via alle consultazioni del Presidente Mattarella, oggi alle 16. Fine di 14 mesi di governo, una fine drammatica per i toni espressi in Senato. Il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Avete scelto il bersaglio. Eccomi. Avete scelto il pericolo dell'Italia e dell'Europa. Eccomi. Pronto a sacrificarmi. Conte al centro, Salvini e Di Maio a fianco, immortalati in un'immagine che in tutti i sensi farà storia. Ma la storia è già il passato e il futuro è nebuloso. Per questo Mattarella vuole consultazioni rapide, o un governo forte di legislatura tra 5 Stelle, PD, Leu e più Europa, oppure il voto. Ma la convergenza Dem-Grillini vede molti ostacoli e divisioni all'interno di entrambi gli schieramenti. Da Palazzo Balbi il monito è uno solo: se la soluzione è un inciucio PD Movimento 5 Stelle, avverte il governatore Luca Zaia, di fatto il Veneto e di conseguenza la parte produttiva del paese, cioè il Nord, finirà all'opposizione. E sulle parole di Conte di ieri dice: ha scritto una brutta pagina, non è nel mio stile fare l'avvocato difensore di Salvini, ma se il Premier voleva davvero fare il padre nobile, doveva dire anche chi sono e cosa sono i 5 Stelle. Non regge, conclude, la narrazione di un gruppo di ragazzi per bene disturbati da un iperagitato Salvini. Mentre sull'autonomia non si torna indietro. Noi andremo comunque tutti i giorni a battere al portone di Palazzo Chigi e dire: siamo quelli dei 2.328.000 veneti che hanno votato. Per noi l'autonomia resta irrinunciabile e prima o poi qualcuno ce la darà. È inevitabile che andrà a finire così. 11 ragioni l'hanno chiesta assieme a noi, 5 ce l'hanno già, 4 non l'hanno chiesta in Italia. Questi sono i numeri del Paese. Una giornata, come dicevamo, storica, nel bene e nel male, quella di ieri in Senato, con la fine di questo governo, la lettura sulla fine di questo governo e anche sul futuro, ieri sera a 20:10 con i nostri ospiti. Lo sentiamo le parole di Laura Puppato del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega. Credo che sia la fine di un incubo, perché questo governo davvero è quanto di peggio questa Repubblica abbia mai conosciuto, non solo perché dal punto di vista economico, del lavoro e quant'altro
siamo ai minimi termini, ma perché abbiamo visto una crescita dell'odio, una crescita dell'insicurezza generale e una incapacità di affrontare qualsiasi tema. Il caso sentire adesso un ministro degli interni che non solo non si è presentato, ma è accaduto nella storia di questa Repubblica in commissione antimafia, ed è pericoloso quello che sta succedendo con i suoi interessi in Russia. Vedremo se le parole conteranno, perché il segretario Zingaretti ha detto che mai avrebbe fatto un governo con i 5 Stelle e Luigi Di Maio ha detto che mai avrebbe fatto un governo con il PD. Vedremo se le parole conteranno da qui a settembre, ottobre o tra pochi giorni. Cosa lascia questa giornata? Questa giornata lascia che c'è uno spauracchio perfetto, che è quello dell'aumento dell'IVA, che può qualunque governo disinnescare se andiamo a votare a ottobre. Può essere il governo del PD, può essere il governo della Lega, può essere il governo dei Forza Italia. In realtà questo è lo spauracchio perfetto, perché l'unica paura è quella di perdere le poltrone. Adesso apriamo la pagina della cronaca, andiamo a Cavallino Tre Porti, dove Ilaria Marchiori ci racconta di una rapina lampo, però con un ingente bottino di circa 60.000 euro. Ilaria, a te. Buongiorno da Cavallino Tre Porti, una rapina fulminea nella zona di Cavalle lungo via Fausta con un ingente bottino a danno di un dipendente di una ditta di catering a cui è stata rubata la borsa dalle mani con l'incasso di 3 ristoranti. È avvenuta lunedì mattina e 2 malviventi hanno portato via circa 60.000 euro. Completato il giro previsto nei 3 ristoranti, l'addetto con la propria auto aveva fatto ritorno verso la sede dell'azienda e quando è arrivato nel parcheggio degli uffici è scattato il blitz. Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione questi 2 malviventi erano in sella ad una potente moto. Un gesto rapidissimo, il dipendente è stato bloccato con dello spray urticante al peperoncino e poi hanno preso la borsa. Una volta libero e capito quello che era accaduto, ha lanciato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri di San Donà di Piave. Ora sono in corso le indagini, al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza, ma anche quelle di alcune attività private della zona che potrebbero aver ripreso i malviventi. Con molta probabilità, infatti, chi ha agito l'ha fatto a colpo sicuro, conoscendo orari e spostamenti. E poi hanno scelto con cura anche il giorno in cui entrare in azione, il lunedì successivo al fine settimana di Ferragosto, un periodo in cui i campeggi del litorale hanno registrato il tutto esaurito e di conseguenza l'incasso nei locali è più alto. Da Cavallino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ancora la cronaca, il panico in un quartiere di Isola Vicentina per una fuga di gas. Isola Vicentina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dello Sport per la rottura di un tubo della rete del gas metano. L'allarme è stato dato da alcuni abitanti della zona che hanno sentito l'odore e i rumori provenienti dalla fuoriuscita del metano a bordo strada. I pompieri del distaccamento di Schio hanno momentaneamente bloccato la fuoriuscita del gas con un cuneo di legno e del nastro sigillante. I tecnici della rete del gas hanno quindi provveduto al ripristino della conduttura di bassa pressione. Il tubo è stato probabilmente danneggiato inavvertitamente da un trattore agricolo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un'ora e mezza. A Treviso invece la straziante storia di una giovane mamma che ha scelto di non curare il tumore che l'aveva colpita pur di dare alla luce la sua piccola. Ha deciso di rinviare a dopo la nascita della sua piccola l'inizio delle terapie per cercare di sconfiggere il tumore al seno che l'aveva colpita, accettando di fatto di morire pur di dare alla luce la bambina che stava crescendo dentro di lei, tanto cercata. Glory Obibo, 29enne nigeriana, arrivata 9 anni fa in Italia da richiedente asilo, è morta domenica all'hospice di Casa dei Gelsi a Treviso, lasciando il marito Samuel Nashimben e la figlia di appena 3 mesi. La scoperta della malattia poche settimane dopo aver saputo di essere incinta, una felicità che è dunque durata un lampo. Poco dopo è comparso un dolore al seno, sono seguiti gli esami, l'operazione, la scoperta di un tumore molto aggressivo che andava contrastato con la chemioterapia. Glory ha scelto la sua bambina, sottoponendosi solamente a terapie in grado di limitare gli effetti del male, non di contrastarlo efficacemente, per quanto possibile, visto che certezze di guarigione comunque non ce n'erano. La giovane mamma è andata quindi incontro consapevolmente alla morte, spegnendosi pochi mesi dopo aver dato alla luce la sua piccola. Sempre dalla Marca fa discutere il caso del 53enne operaio senegalese di Salgareda, insultato e minacciato a Ponte di Piave da un residente, un ex imprenditore che soltanto per aver chiesto un'informazione. Allora rivediamo anche il video di questa aggressione verbale, risentiamo anche le parole del 53enne, parole di amarezza e di rabbia.
Dimmi quanto è un pugno di Ripeti ciò che hai detto. un negro africano torna in Africa. La violenza delle parole lascia sconcertati. Omar Seye, 53 anni, senegalese d'origine, residente in Italia dagli anni 80, ha filmato quanto gli è accaduto l'altro giorno a Negrisia di Ponte di Piave, dove si era recato da Salgareda, dove vive con la famiglia, per cercare l'ambulatorio del sostituto del medico di base, ora in ferie. Non trovandolo ha chiesto informazioni in strada e questa è stata l'accoglienza. Non mi vergogna. Lì subito mi fa, ma dove vieni? Io dico Salgareda. Mi fa, ma di Salgareda non sai il posto del medico. Allora cosa sei venuto a fare in Italia? Torno in Africa, africano. Mi sono tornato. Oh, africano di merda, negro, torna a casa tua. Aveva il pugno, mi diceva che ti do il pugno, torno in Africa, negro. E tutto queste parole qua. Mi sono sentito molto male, mi resta comunque, però mi sono calmato. Guarda, io prego sempre Dio perché sono nervoso, però quel giorno mi sono veramente calmato per non reagire. Omar non reagisce, risponde sì a chi lo aggredisce con tanta rabbia, ma non perde il controllo, nonostante una donna, forse la moglie dell'uomo, rincara la dose. Guarda come siete. Chiama i carabinieri, no? Chiama i carabinieri. Perché vergogna di essere Chiama, ma io mi vergogno, è lei che si vergogna. Invece di calmare le cose, lei come si buttava benzina nel fuoco e venne a riscaldare ancora le anime, urlando, parlando male. È tornato in Africa perché vi vergognate di essere negro. E io ho detto no, io non mi vergogno di essere negro. Il negro è una cultura, perché l'ignoranza è questo. Io non credo neanche a razzisti, non siete razzisti. Se sono l'ignoranza che è dentro di voi, perché non conoscete niente, non sapete di che cosa state parlando, perciò bisogna andare a imparare ancora, vi manca veramente la cultura. E quando Omar Seye fa per andarsene, l'uomo torna all'attacco con offese e derisioni, ma viene fermato da una ragazza. Ma vada! C'è un po' di violenza nelle parole, e là mi dispiace, noi possiamo avere tutte le crisi che vogliamo nel mondo, ma la crisi della persona proprio non dobbiamo esaltare su questo. La persona deve rimanere la persona. Ancora dalla Marca adesso per parlare delle aggressioni recenti nei parchi cittadini. Allora non solo più controlli delle forze dell'ordine, ma anche gruppi di runner che per evitare di correre in solitaria si organizzano per correre insieme. Maniaci che molestano o aggrediscono le donne che corrono. Dopo i 2 episodi delle ultime settimane al Parco dello Storga in Restera, in quest'ultimo caso la polizia ha individuato e denunciato il responsabile, si intensificano i controlli delle forze dell'ordine nelle zone più frequentate dai trevigiani per praticare sport all'aperto, ma anche semplicemente per fare una passeggiata nel verde. Abbiamo incrementato sia i servizi in borghese, anche con personale femminile, e abbiamo incrementato anche i servizi con le mountain bike, quindi è un servizio che è stato molto apprezzato, soprattutto al Parco dello Storga. L'invito comunque, soprattutto alle donne, è quello di prestare attenzione. Tenere gli occhi aperti, segnalare subito alle forze di polizia qualsiasi comportamento strano, però direi di non drammatizzare. Per fortuna uno di queste persone è stato individuato dalle forze di polizia, questo è importantissimo. Nel frattempo il mondo dei runner di Treviso si sta organizzando. Ieri sera è stata creata una pagina Facebook, Corriamo in Sicurezza. Ed è rivolta a tutti i runner, sia uomini che donne, e soprattutto chi frequenta la Restera e il Parco dello Storga. Praticamente come funziona? Se qualcuno va a correre stasera alle 7 per esempio in Restera, lo scrive semplicemente data, ora e luogo dove va a correre. Chi voglia quindi aggregarsi sa che in quel posto e a quell'ora troverà altri runner per correre in compagnia e in sicurezza. In poche ore già un centinaio le adesioni. Speriamo aumenti e aiuti soprattutto le donne, voi donne appunto a correre e a fare questo sport meraviglioso in tutta sicurezza. Torniamo a parlare adesso delle proteste per il caro affitti Ater, in attesa della riforma annunciata dalla Regione, una nuova marcia di protesta, lo vedete in queste immagini della nostra Valentina Visentin, la marcia di protesta a Padova, questo appunto
è avvenuto questa mattina a Lungopadova, ma ce n'è stata un'altra a Venezia. I gruppi di inquilini e residenti insomma promettono ogni mercoledì, si dà un appuntamento per realizzare queste marce di protesta a Rovigo, Venezia e Padova, in attesa appunto, come dicevamo, di quali potrebbero essere le modifiche alla riforma regionale, così come è stato annunciato dalla Regione con i tavoli tecnici proprio sulla questione ATAR. Intanto le proteste, come vedete, continuano. E ci saranno state sicuramente delle proteste, ma inutili per chi ha visto decurtati i punti dalla patente nel weekend di Ferragosto, soprattutto nel bellunese a Belluno. È il bilancio pesante dei controlli della polizia stradale, ce lo racconta Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno da Belluno, una settimana di controlli, 242 sanzioni di cui 100 relative a eccessi di velocità, punti patente decurtati ben 600. Continuano ad essere clamorosi i risultati dell'attività della Polstrada di Belluno, che dal 12 al 18 agosto ha aderito alla campagna europea programmata dal network delle polizie stradali europee. Molto interessanti anche gli esiti dei controlli sull'autotrasporto di merci e persone. In un caso, nel Feltrino, è stato fermato un camionista croato alla guida di un veicolo cisterna che trasportava benzina, privo degli equipaggiamenti di sicurezza obbligatori. Sempre nel Feltrino sono state segnalate sanzioni per mancato rispetto delle ore di riposo alla guida e infatti 11 ore filate di guida sono state contestate a un camionista italiano che rientrava dal Belgio il giorno di Ferragosto. In Cadore invece è stato fermato un pullman italiano perché privo dei sigilli necessari a testare la regolarità e l'integrità dei cronotachigrafo analogico. È tutto da Belluno, a voi. Grazie Tiziana Bolognani, noi ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dallo Dico ad Antena, la nostra rubrica per segnalare problemi di servizio, per lanciare un appello, come in questo caso, l'appello di una giovane donna nel veneziano affinché sia istituito uno sportello di sostegno psicologico per chi segue una terapia del dolore. Sentiamo la sua storia. Lei è Tania, oggi ha 40 anni e un incidente stradale avvenuto quando ne aveva 19 le ha cambiato la vita per sempre. Era in auto come passeggera, è stata sbalzata fuori e investita dall'auto stessa. L'impatto le ha provocato lo strappo dei muscoli delle gambe dal bacino e da allora, dopo aver subito 17 interventi in pochi anni, peggiora mano a mano. Il dolore spesso è insopportabile e Tania deve ricorrere a potenti rimedi. Dopo anni con la pompa di morfina è passata agli oppiacei, ma quello che manca, denuncia, è un sostegno psicologico. Sollevo questa questione, ovvero la mancanza di uno sportello all'interno della terapia del dolore, delle terapie del dolore a livello nazionale di natura psicoterapeutica. I malati di dolore cronico ingravescente hanno bisogno anche di un sostegno che ci viene proprio consigliato dagli stessi esperti della terapia del dolore, che manca sia all'interno della terapia del dolore sia nelle strutture della zona di igiene e salute mentale. Tanto è vero che purtroppo siamo un po' trattati come pallina da ping pong, quindi veniamo inviati da una parte all'altra senza essere seguiti adeguatamente. Tania si è sentita presa in giro in molte occasioni. È stata la stessa terapia del dolore a consigliarmi un supporto psicologico durante l'ultimo ricovero, che purtroppo ho tanti ricoveri in pronto soccorso per subocclusioni intestinali e per questo forte dolore che non cessa con nulla, e mi è stato consigliato un supporto psicologico. Io mi sono attivata seguendo tutte le direttive, ma al momento non c'è una figura, uno psicologo, perché non mi consigliano uno psichiatra, che si prenda carico di questa situazione. E si è addirittura ritrovata al CERT. Mi sono ritrovata al CERT e io non ho vergogna di nulla, perché mi hanno sempre insegnato male non fare, paura non avere. Perciò sono andata anche al CERT, mi hanno fatto l'esame delle urine come se fossi una
tossicodipendente che, per carità, ne ho pienamente rispetto, ma gli stessi esperti sanno quanto sia diverso l'approccio alle droghe quando si vuole sballare o quando si vuole avere una vita con una qualità diversa, migliore. Lo sanno benissimo quanto importante sia il cervello. Molto spesso manca non la volontà del paziente, ma la volontà delle istituzioni. E questa è la realtà. E quindi oltre al danno la beffa, tant'è vero che lo psichiatra che mi ha visto ha detto e ha confermato: non le serve uno psichiatra ma solo un appoggio psicologico ogni tanto per sfogare tutto quello che lei sopporta, però non c'è all'interno dell'igiene salute mentale di Mestre uno psicologo. Allora lo dico ad antenna per segnalare disservizi e problematiche, lo spazio è dedicato a voi come sempre, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. A proposito di sanità, un'importante scoperta da parte dei ricercatori dell'Università di Padova. Contro i tumori infatti è stato scoperto un meccanismo per il controllo della proliferazione cellulare. L'esito appunto è il frutto di un lavoro dei ricercatori dell'Università di Padova che hanno dimostrato come il metabolismo controlli la via mediata di una molecola nella crescita tumorale. Di fatto, secondo gli esperti, si può agire sulla proliferazione delle cellule tumorali andando a modificare il metabolismo mitocondriale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cell Reports, sulla rivista internazionale Cell Reports. Restiamo a Padova, abbiamo parlato dell'Università di Padova, ma ci spostiamo a Bagnoli di Sopra, una Bagnoli di Sopra che, come è successo a Cona a lungo tempo, è stata identificata per anni con l'hub dei migranti e tutti i disagi che questo comportava, ma dopo la fine di questa esperienza, dopo la chiusura dell'hub, si parla di altro, ormai da mesi nel paese con le riprese di una serie televisiva e quindi in qualche modo dopo tanto tempo una rinascita di questo piccolo centro. L'industria del cinema dà nuova linfa al comune di Bagnoli di Sopra. Se fino all'anno scorso i cancelli della base di San Siro erano chiusi e si aprivano solo per far entrare e uscire i migranti ospitati nell'hub, ora gli stessi cancelli si aprono solo per le macchine da presa e sono chiusi per proteggere le riprese della serie TV del regista Luca Guadagnino per il canale americano HBO. Il sindaco Milan è soddisfatto, l'economia del suo comune sta vivendo ora un momento di rinascita. Ha dato movimento, ha dato lavoro a parecchie ditte locali di Bagnoli e dei comuni limitrofi e questo è veramente un apporto di ossigeno importante per il nostro territorio. Mentre i casting si sono svolti nei mesi scorsi a Padova, il comune di Bagnoli sarà il quartiere generale della troupe che ha allestito il set nei caseggiati dove un tempo venivano accolti i profughi. Bar, ristoranti e strutture ricettive del comune della Bassa Padovana cominciano a lavorare e lo stesso sito militare di San Siro è stato ristrutturato, spiega il sindaco. Ristrutturate sia i locali, sia le piscine, sia i campi sportivi che anche le case di alloggio appunto degli ufficiali militari. Ecco, e proprio con questo set cinematografico abbiamo attualmente circa 7 ettari di strutture militari, ex militari, ristrutturate e portate a nuovo che possono essere rese disponibili per tutta la cittadinanza. E adesso voliamo in Florida per parlare del piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta che sarà operato nuovamente il prossimo 12 settembre, prosegue quindi questa sua battaglia per tornare a camminare. Ciao a tutti, volevamo aggiornarvi un attimo sulla situazione di Giovanni. Quelli sono i raggi di oggi, siamo a circa 3 cm di allungamento. A 3 cm di allungamento. I progressi della gambina del nostro piccolo Joe si vedono chiaramente dalla lastra che ci ha inviato mamma Erika, che ci racconta come sta procedendo questo percorso post-operatorio e intanto Giovanni ha imparato a camminare da solo, senza il walker. E sto ragazzino balla pure, guardate che roba! La
L'allungamento della gambina procederà anche per tutta la prossima settimana, poi una decina di giorni di stasi. Il 12 settembre il nostro guerriero di Piazzola sul Brenta sarà sottoposto a un nuovo intervento per mano del professor Paley e della sua equipe. Insomma, come dice la coraggiosa Erika, tutto procede per il meglio e basta guardare la sua creatura, che è diventata un po' anche la nostra, la vostra, perché Giovanni è a Miami grazie a tutti voi telespettatori, e a salutare ognuno di voi è proprio Erika. Un abbraccio grande a tutti dalla Florida. Ciao. Una notizia dell'ultima ora di cronaca: a Cortina un bimbo di 6 anni è caduto dalla palestra di roccia dove si stava appunto arrampicando. Per cause in corso di accertamento è stato trasportato in codice 2 all'ospedale Cafoncello di Treviso con l'elisoccorso, è sempre rimasto cosciente. Vedremo appunto se ci saranno sviluppi di questo incidente che ha visto coinvolto un bimbo di 6 anni a Cortina. È davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo 20:10 questa sera, dopo il telegiornale di Treviso, parleremo di sicurezza a Treviso nello specifico, con tanti fronti aperti, e lo faremo con il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Tempo sostanzialmente stabile, salvo per gli ormai consueti disturbi sui settori alpini. Vediamo il dettaglio di mercoledì 21 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo infatti sarà al massimo poco nuvoloso dappertutto. Qualche pioggia al pomeriggio sulle Alpi, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Valori termici sostanzialmente stazionari, minimi compresi tra 18 e 23 gradi, temperature massime oscillanti invece tra i 30 e i 33 gradi. Sarà asciutto e stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà decisamente soleggiata, tuttavia non si escludono dei rovesci sui rilievi a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 31 e 33 gradi. E il tempo sarà spiccatamente instabile sul Trentino Alto Adige, avremo infatti qualche precipitazione temporalesca a carattere sparso durante tutto il corso della giornata. Temperature minime sui 20 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.